Pronti? Ecco. Presidente, una giornata importante per il recupero del patrimonio storico e culturale del Friuli Venezia Giulia. Siamo a Palmanova, è un intervento importante perché consegna al pubblico una parte suggestiva di quelle che sono le mura della città. Piano piano stiamo riconquistando e valorizzando una delle nostre eccellenze. Dopo aver raggiunto il risultato storico di averla individuata come patrimonio UNESCO, Palmanova oggi recupera queste gallerie bellissime, illuminate, ne vedete soltanto una parte, ma l'obiettivo è quella di renderle tutte accessibili e di illuminarle, ed è la possibilità per i nostri cittadini davvero di entrare nel cuore di Palmanova e scoprire queste bellezze. Quindi dopo i bastioni, dopo la possibilità di accedere veramente a tutto il percorso che c'è lungo i bastioni, questo ulteriore recupero è una parte importante. Lo facciamo grazie al lavoro di squadra che c'è stato dal ministro Franceschini, la regione, il comune e ovviamente anche i privati, perché una parte del recupero verrà fatta anche appunto grazie agli interventi dei privati e all'art bonus. Sindaco Martinez, una prova di ancora grande vitalità di Palmanova nel recupero del suo patrimonio storico e culturale e soprattutto di individuare il turismo come volano di sviluppo. Dico io che questo è uno dei primi esempi in cui si cerca di valorizzare e mettere a reddito quelli che sono i risultati ottenuti con l'UNESCO, ma anche con le risorse che sono arrivate dallo Stato e dalla Regione in particolare, perché con questi interventi si comincia chiaramente a far usufruire un bene unico al mondo, anche traendo delle risorse, perché ci saranno poi delle visite guidate con un pagamento minimo, ma ciò permetterà chiaramente in futuro di creare più turismo e di far sì che una città bellissima e unica diventi anche elemento economico, di crescita economica per il territorio, ma anche per Palmanova. Quindi per chi volesse visitare questa galleria c'è la possibilità il sabato e la domenica contattando l'ufficio turistico a Palmanova. Perfetto, noi quindi cominceremo con una fase sperimentale, i primi 6 mesi, anche con audio guide, quindi chi vuole venire con visite guidate potrà visitarla e approfittiamo e cerchiamo di tarare poi, no? Quelle che sono le aperture secondo la domanda che ci sarà, che io penso sia altissima, perché c'è moltissima curiosità di scoprire qualcosa che non conosciamo e queste gallerie certamente fanno scoprire una città unica, ma anche la capacità dei veneziani di fare dei manufatti a regola d'arte. In questo il sostegno della Regione che in questi anni ha supportato questo recupero. Il sostegno della Regione, il sostegno di Deborah Serracchiani, alla quale io devo moltissimo come Palmanova, come cittadino e sindaco di Palmanova, perché ha fatto arrivare risorse, ma soprattutto ha dato una grande attenzione, soprattutto in quello che è stato il percorso UNESCO, e penso che tutto questo dico in futuro darà grandi risultati. Nel medio termine vedremo grandissimi risultati. Per il futuro si parlava di una illuminazione esterna alle mura. Ecco, l'intenzione che abbiamo noi è di utilizzare le ultime risorse arrivate dal Ministero Franceschini, 3 milioni di euro, di continuare ancora per 1,5 chilometri di illuminazione di gallerie e più fare una illuminazione della prima cinta muraria.